cioccolato non passa mai di moda ed è un alimento che mette tutti d'accordo. A San Zerone degli Ezzelini, Cuor di cioccolato a Villa Marini Rubelli arriva questo fine settimana la seconda edizione. Qui niente grosse industrie, solo, si fa per dire, il meglio della produzione artigianale locale. Qui abbiamo proprio una competizione tra artigiani che esibiranno i loro prodotti a una giuria popolare, anzi largamente popolare immagino, e potremo assaggiare proprio le produzioni fatte il giorno prima dalle varie performance. Abbiamo anche il campione italiano di cioccolateria, Massimo Carnio di Valdobbiadene, campione italiano di cioccolateria, campione mondiale di dessert a Parigi nell'ottobre e quarto al mondo per cioccolateria sempre a Parigi. Accanto alle composizioni di cioccolato, le composizioni in legno, si intitola Il legno in filò, la mostra di 15 hobbisti del legno che spaziano dalle creazioni artistiche alle riproduzioni di botteghe artigiane. Hai fatto un modellino che riproduce esattamente in ogni minimo dettaglio il ponte di Bassano. Sì, come che ho fotografato. Quanto ci ha messo a farlo? 7-8 mesi. E poi lei anche ha riprodotto diversi mestieri. La segheria acqua. Dopo ho fatto la bottega del fabbro, che c'è il maglio, no? Dopo ho fatto il mulino, la trebbia, il maglio più grande, proprio l'officina completa. Tutti si mettono in moto. Sì, tutto in funzione.